Dal parlante Caterina FC, Dell'Era, Castiglione, Beethoven Griff, Bora La Torre, Dylan Chris, Dobardaghi, Barolo Griff e Birba Piz. Favori per Caterina FC, Manuel Pistone numero 2. Vediamo se questa seconda partenza è regolare. Sembra proprio di sì. Ancora un centinaio di metri al punto dello stacco. La rottura di Zar Parlante, mentre Bora La Torre velocissima dall'esterno prova a superare Castiglione che si oppone insieme a Caterina FC. Cavallo Sbaglia numero 1, Castiglione Zar mentre Parlante Caterina squalificato. rientra Cavallo bene numero a 4, Bora La Torre che Castiglione deve squalificato. sistemarsi in seconda posizione. E così Caterina FC con un lancio in 13,9 fa sua la testa della corsa, seconda posizione per Bora La Torre. Gli altri sono nettamente più discosti, con Dell'Era che ci sembra in terza posizione, avanti al resto della compagnia. Dalla quale cerca di avanzare Beethoven Griff, no, è Dobardaghi che progredisce all'esterno e in scia c'è Dylan Chris. Dobardaghi gradualmente si porta a ridosso di Caterina FC, si trascina Dylan Chris e quindi a largo anche Birba Piz. Per lungo la corda in quarta posizione va invece Barolo Griff, intanto completati in 1:1 i primi 800 metri di gara, insiste a largo Dobardaghi, chilometro che se ne va in 1:16,5 con in vantaggio Caterina FC, Dobardaghi al suo esterno, alla corda Bora La Torre, Dylan Chris in seconda pariglia, poi il tentativo in terza ruota di Birba Piz che scatta a 400 dall'arrivo. Cavalli sulla curva finale, accelera nuovamente Caterina FC. In seconda posizione rimane Bora La Torre, in terza ruota insiste Birba Piz che va su Dobardaghi in difficoltà. Retta d'arrivo, Bora La Torre sposta all'esterno, si presenta su Caterina FC. Caterina FC rallenta nel finale ma conserva ancora una lunghezza di margine sul palo. Per il terzo invece dovrebbe essere Birba Piz ad aver avuto ragione forse di Dell'Era. Da rivedere comunque anche in questo caso la lotta per il terzo posto. Andiamo a rivedere ora il rallenti con Caterina FC un po' in difficoltà nel finale, deve essere sostenuta da Manuel Pistone che da par suo comunque controlla molto bene la situazione, vince su Bora La Torre, mentre per il terzo dovrebbe essere il numero 10, come viene confermato da queste immagini, di Birba Piz, ad aver ragione di Dell'Era. Il triplo dunque per Manuel Pistone che vince anche con Caterina FC, questa volta per conto di Mattia Ricci e del signor Pietro Avveduto.